Operazione complessa a Sant'Adi. I vigili del fuoco hanno recuperato un cane e una capra bloccati a 520 metri nella zona impervia di Barancumannu, vicino alla tomba dei giganti. Una corsa contro il tempo in un'area quasi impossibile da raggiungere. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi seguire altre storie incredibili come questo salvataggio, metti un like e iscriviti. L'intervento è scattato nelle campagne di Sant'Adi, quando il proprietario ha segnalato che il cane e la capra erano rimasti bloccati su un costone roccioso a 520 metri di altitudine. La zona di Barancumannu lo sanno bene i soccorritori, è tra le più difficili da raggiungere dell'intero Sulcis. Ma come hanno fatto i vigili del fuoco a raggiungere un punto tanto impervio? Sul posto è arrivata la squadra di distaccamento di Carbogna, affiancata dal nucleo SAF di Cagliari, di specialisti addestrati proprio per gli ambienti più ostili. Con corde, sistemi di calate e attrezzature alpine hanno scalato la parete fino a mettere in sicurezza entrambi gli animali. L'intervento è durato diverse ore, dall'intera mattinata fino al primo pomeriggio, perché il terreno non permetteva alcun mezzo fuoristrada. Una volta recuperati, cane e capra sono stati trovati in buone condizioni, sani e salvi, e riconsegnati al proprietario direttamente a Sant'Adi. Un'operazione riuscita in un territorio che ogni anno mette alla prova anche i soccorritori più esperti. Un altro intervento che mostra quanto sia fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco nel Sud Sardegna, soprattutto in zone difficili come Barrancumanno. Se ti ha colpito questo intervento dei vigili del fuoco a Sant'Adi, lascia un like e iscriviti. Tu come avresti reagito trovando il tuo cane o la tua capra bloccati in un posto così pericoloso? Mille grazie per aver seguito questo aggiornamento. Ci vediamo nel prossimo racconto dell'Isola in Forma. Un saluto e buon proseguimento di giornata.